E benvenuti cari telespettatori a questo match della quinta giornata del campionato nazionale di rugby tra il Verona Rugby e il Tarvisium, la Ruggers Tarvisum di Treviso. Le due squadre stanno facendo ora il loro ingresso in campo dagli spogliatoi agli ordini dell'arbitro Antonino Nobile, assistito da Pier Matteo Sgura e Ciprian Danut. Vediamo le divise delle due formazioni: Verona in maglia bianca con pantaloncino e calzettone nero, la Tarvisum che rinuncia alla tradizionale maglietta rossa per una divisa grigia nella parte alta e rossa con striscia arancio nella parte inferiore, pantaloncino bianco e calzettoni rossi. Andiamo rapidamente con la formazione delle due squadre. Tarvisum che schiera all'estremo Giovanni Giabardo con il 14 Marcaggi, ai centri Passarella e Bertetti, all'altra ala è Alberto Pastrello, i mediani numero 9 Federico Curtolo, mentre Antonio Giabardo, il capitano, è mediano di apertura. Con il numero 8 Mattia Ceccato, numero 7 Enrico Leoneri, numero 6 Massimiliano Gasparotto, in seconda linea con il 5 Filippo Cincotto e con il 4 Luigi Sponchiado, con il davanti con il numero 1 Laert Naka, con il 2 Tommaso Scanferlato, con il 3 l'esperto Alberto De Marchi. Andiamo subito con la formazione e poi daremo semmai il replacement dopo. Verona che schiera il capitano con il numero 15 Michele Mortali estremo, alle ali con il 14 Marcello Cortellazzi e con l'11 Antonio Zanatta, ai centri con il 13 Giacomo Ambrosi e con il 12 esordio di Isaia Leota, con il numero 10 Samuele Destro, il 9 Simone Soffiato, il mischia il vice capitano con l'8 Mattia Zago, con il 7 Giulio Nadali, con il 6 Enrico Liut, 5 Thomas Barolo, il 21 l'altra seconda linea Bautista Viero, davanti Galanti Zorzetto e Antonini. Ed eccoci al calcio d'inizio, un alto drop di Mortali che viene raccolto dalla Tarvisium, che fissa il gioco a questo punto d'incontro. Curtolo che scarica per Giabardo, che alza un calcio che oltrepassa la linea di metacampo. Mortali che riceve il pallone, decide di allargarlo per Cortellazzi, che prova a evitare il difensore. Passa a Giacomo Ambrosi che prova a sgusciare tra le maglie della difesa della Tarvisium, riesce ad arrivare al di là del metacampo. Soffiato che apre per l'impatto di Liut, Soffiato ancora per Samuele Destro che va all'altezza per Parolo, subito placcato però dalla difesa arrembante di Treviso. Vediamo che nel frattempo Verona sta giocando con il vantaggio, anzi c'è proprio un calcio di punizione perché l'esperto Roberto Bertetti, tre quarti centro, 36enne, della Tarvisium, un passato glorioso, lui nato a Udine, cresciuto nella Leonorso, molti anni nel Petrarca dove è stato anche capitano e vincitore di scudetti, per passare poi per molto tempo a San Donà e ora in forza alla formazione della Ruggers Tarvisium. Nel frattempo Michele Mortali che guadagna campo con questo calcio di punizione che esce poco prima della linea dei 22 metri e quindi al lancio andrà adesso Verona con il suo tallonatore Davide Zorzetto, lo scorso anno, gli anni scorsi a Biella. Vediamo che la touche ci sembra formata da tutti gli elementi del pacchetto, forse c'è soltanto un giocatore fuori in attesa, no nemmeno, touche completa. Vediamo Parolo che si issa, o meglio viene issato in alto dall'ascensore Antracite. Verona che imposta il drive, prova ad avanzare, palla lo vale nelle mani di Zorzetto. Prova allora a avanzare ancora Zorzetto che però si isola, riesce a mettere il pallone a disposizione dopo qualche rotolamento, palla fuori per Liut che deborda e prova a cercare un varco nella difesa trevigiana. Ancora l'impatto Verona, siamo all'interno dei 22 metri, Soffiato che porta palla e prova una penetrazione. Vediamo se il pallone esce ora un po' lento, palla fuori ancora per Liut che in queste prime fasi sta assumendosi il compito di ball carrier per Verona, gioco un po' lento, vediamo che Leota è chiamato a gestire il suo primo vale, riesce a cambiare angolo, andare all'interno, guadagnare spazio, palla ora fuori, Mattia Zago incursore efficace nelle ultime partite di Verona, va ancora a impattare, ancora Verona che insiste in questo lungo multifase, Liut che ora accelera e forza, pallone veloce, vediamo Destro che crea cerca un buco all'interno delle maglie, ha visto bella schierata la difesa trevigiana e quindi è rientrato. Verona che arriva però all'altezza dei 5 metri ma non riesce più a far emergere il pallone dopo questo punto di incontro. E
esulta la panchina della Tarvisium per essere riuscita a fermare senza fallo questa lunga azione prolungata di Verona, che comunque ha messo in mostra una buona reattività sia con i suoi ball carrier Zago e Liut, sia con i suoi tre quarti. Avete visto in particolare un primo assaggio delle gambe esplosive di Isaiah Leota, 21enne, figlio del mitico Trevor Leota, allenatore samoano pur nato in Nuova Zelanda, 30 caps per la nazionale delle isole con la maglia blu e poi una lunga carriera in Europa con la maglia degli Wasps, dove ha vinto 2 Premiership, 2 coppe europee, e poi il passaggio ai Citans per finire a Mont-de-Marsan in Francia. E il figlio è ora approdato qui al Paganini e questo è il suo esordio nel campionato di Serie A. Mischia nel frattempo, siamo a poco oltre i 5 metri, con ovale affidato a Federico Curtolo, mediano di mischia esperto, anch'egli di origine friulana, poi cresciuto però nelle giovanili della Benetton, un'esperienza anche con la Stade Française nel 23 all'estero, poi passaggio a Mogliano e infine Petrarca, e ora tornato a Udine, poi è arrivato in forza alla Tarvisium, quindi esperto mediano. Vediamo che Treviso riesce a conquistare questa mischia preziosa, a mettere l'ovale a disposizione. Treviso non ha potuto schierare il suo forte pilone destro Luciano Lomu Montivero, ma ha compensato con l'esperto Alberto De Marchi, che gioca a destra con 29 caps con la nazionale azzurra. E vediamo che quindi riesce a uscire da questa situazione difficile. Giabardo sbroglia con questo calcio che però esce poco prima della linea dei 22 metri, Verona quindi che resta in zona rossa con l'opportunità del lancio in rimessa laterale affidato ancora a Davide Zorzetto. Gioco fermo, si sta cercando un ovale che non compare. Vediamo che arriva ora dalla panchina, viene inviato. Siamo attorno al quinto minuto di gioco. Verona che dopo aver conquistato un calcio di punizione si è spostato nella metà campo trevigiana e ora sta provando a forzare la linea difensiva. Altra buona rimessa laterale arpionata da Liut e guadagna un altro calcio Verona per un contrasto in aria, aereo, ci sembra di capire dai gesti dell'arbitro Antonino Nobile, e quindi Verona che può usufruire di questo calcio piazzato che Michele Mortali sceglie di provare a convertire tra i pali. Siamo all'altezza proprio della linea dei 22 metri e prima opportunità per Verona per smuovere il tabellino di questo importante match della quinta giornata. Sono appaiate a 10 punti in classifica Tarvisium e Verona, a 10 lunghezze dalla capolista Valsugana, che finora ha centrato 4 successi su 4 partite. Il vero è che Verona deve recuperare un match, quello con il Badia, che era stato rinviato l'altra domenica per problemi di Covid della formazione rodigina, come ci è giunta ora la notizia che anche la partita del Valsugana, tra Valsugana e Paese, anzi tra Paese e Valsugana, scusate, è stata rinviata per appunto problemi legati al Covid. Si alza con precisione il calcio di Michele Mortali e quindi punteggio che dopo 6 minuti vede Verona portarsi in vantaggio con questo piazzato preciso di Michele Mortali. Quindi Verona 3, Tarvisium 0. Ma siamo appena all'alba di questo match che ha sempre regalato grandi emozioni, la sfida tra Verona e Tarvisium, tra due delle più vivaci compagini del territorio veneto. Tarvisium erede di una grande tradizione di vivaio, ma anche con tanti anni di permanenza negli anni 80 anche nei campionati seniores di alto livello. Mattia Zago che va a recuperare questo vale, lo serve per Mortali, una finta e poi un piede per andare giù lungo dritto, recuperato da Giovanni Giabardo che studia il campo, l'estremo della Ragers, e poi sceglie un calcio alto che ci sembra poter essere controllato da Giacomo Ambrosi, che chiama Samuele Destro
a gestire questo locale. Samuele Destro prova a guizzare tra le maglie, viene placcato. Ricordiamo che Samuele Destro è un 2004, 17 anni, un giovanissimo talento cresciuto proprio nel mini rugby del CUS Verona e poi naturalmente nelle giovanili del Verona Rugby. Scivola però l'ovale Scaligero e si riprenderà quindi con una mischia ordinata con introduzione affidata a Federico Curtolo per la Tarvisium. Un problema per un avanti trevigiano, toccato duro in questo impatto, opportunità per riprendere fiato e dissetarsi per i giocatori delle due squadre. Tarvisium che non può schierare i suoi due argentini Montivero in mischia e Viotto tra i centri. Verona che ha potuto riportare perlomeno in panchina invece Linda Tuala, pilone sudafricano assente in questi primi 4 turni, 3 in realtà per Verona di torneo, per un problema, per un infortunio rimediato nell'amichevole precampionato con il Lumezzane. E a proposito dei rientri, anche Liut è la prima partita da titolare, avendo anche lui subito un infortunio nell'amichevole precampionato con Vicenza. Quindi Verona che può recuperare questi due giocatori e appunto ha potuto oggi schierare all'esordio il 21enne Aisalia Leota, proveniente dall'Australia, tra i centri a fianco del giovanissimo Samuele Destro, in batteria con Giacomo Mambrosi, mentre Michele Mortali, schierato estremo nei primi match da Zain Ansel e Mauro Mariani, è arretrato in posizione di estremo. Sembra che il gioco ora possa riprendere. Un problema per il pilone Laert Naka, forse, con il numero 1, Laert Naka, origine albanese, un passato anche nelle Fiamme Oro, un giocatore anche di ottimo livello, Petrarca prima, Fiamme Oro, e quindi Tarvisium che può veramente contare su alcuni atleti di grande esperienza. Manca Montivero, ma certamente Naka, De Marchi, Bertetti, Curtolo, sono ragazzi, lo stesso Giabardo, tempo a Mogliano, che possono garantire un tasso di esperienza molto alto. 3-0 il punteggio quando siamo arrivati più o meno al 10° di questo primo tempo. Mischia equilibrata, palla un po' alta di Curtolo per Bertetti che usa il fisico per andare all'impatto. Verona cerca di imbragare, poi il pallone che scappa un po' via. E infatti era stato veloce a recuperarlo poi Devi Passarella, ma il rimbalzo era stato in avanti e quindi niente da fare, si riprende con una mischia ordinata, però questa volta a favore di Verona e sarà quindi Soffiato, il mediano di mischia veronese, Simone Soffiato, a introdurre l'ovale. Il giocatore Verona a terra in questo momento, non ci sembra niente di grave. Samuele Destro che ora si rialza e va a prendere il suo posto. Esordio anche poche settimane fa nel nazionale Under 18 per il talentuoso mediano di apertura del Verona Rugby, che senza paura Zain Ansel e Mauro Mariani hanno schierato titolare in questo match. Nel frattempo Verona guadagna un secondo calcio di punizione. Per questo fallo in mischia della prima linea di Tarvisium. Ancora al piede, Mortali sceglie un calcio soft, quasi un appoggio in rimessa laterale per essere sicuro della conquista territoriale. Siamo proprio tra la linea di metacampo e la linea dei 22. Vediamo se Verona sceglierà ancora un allineamento completo. Giornata con temperatura sui 10 gradi, tipicamente autunnale, non si vede il sole, ma tutto sommato un clima piacevole per le due formazioni che possono tranquillamente giocare sul tappeto del Paianini. Lungo questa rimessa laterale, riesce a toccarla in qualche modo Zago, la recupera Soffiato, ancora a destro all'impatto, ha assistito subito dai compagni, Soffiato che alimenta ancora l'azione, va all'impatto, quindi Verona con Matteo Antonini che però viene imbragato e l'arbitro dice guardate che vi do ancora un tempo e poi assegniamo e così è infatti la ripresa del gioco a Treviso.
bisogna adeguarsi all'arbitro, l'arbitro non dà molto tempo per lo sviluppo dei raggruppamenti in piedi, non è riuscito Matteo Antonini ad andare a terra, a portare giù l'ovale per impostare il raggruppamento da terra, è stato tenuto alto dalla difesa di Treviso che è riuscita a riconquistare quindi ora la rimessa in gioco. Vediamo ancora un'altra mischia, vediamo come si organizza ora la prima linea della Tarvisium, vediamo se riuscirà ad avere un buon impatto contro Antonini, Zorzetto, Galanti. Crolla ancora la mischia, l'arbitro fa resettare questa volta. Una linea sempre giovane per Verona, in particolare con Enrico Galanti, pilone sinistro del 2002, nazionale Under 20, assieme alla seconda linea Bautista Viero, anche lui, 2 chiamate proprio in settimana nella nazionale Under 20 per allenamento. Sta crescendo il vivaio dell'Academy veronese e quindi questi ragazzi stanno disputando questi campionati per crescere sul campo, fare sul campo la loro formazione. Curtolo all'inserimento, lotta tra le prime linee, Tarvisium che avanza bene questa volta, si alza dalla parte sbagliata, tuttavia Enrico Lioneri viene immediatamente imbragato, Verona che recupera quindi l'ovale, Leota che va di forza ad entrare, riesce in qualche modo ad aggrapparsi la difesa trevigiana, poi Parolo che va all'impatto, prova ora ad alimentare Verona con gli avanti, ovale però molto lento, Nadali che va a terra, adesso questo è un ovale destro che apre per Leota che cerca un angolo interno assistito da Giacomo, ancora pallone fuori, Liut con la sua tipica corsa in diagonale che va a cercare un angolo positivo e l'arbitro dice non si può più andare avanti, torniamo su un vantaggio precedente, quindi Verona che vabbè, qualche scaramuccia qua tra i campi, avete visto il sangue di origine argentina di Bautista Viero che è andato subito a punire Filippo Marcaggi del Mogliano che aveva cercato di allontanare l'ovale per non dare tempo a Verona di utilizzare subito il pallone del calcio di punizione, ma piccole scaramucce. Vediamo come deciderà Verona di giocare questo calcio di punizione quando siamo arrivati al 13° e sceglie ancora la via dei pali Michele Mortali. Tre calci di punizione finora acquisiti da Verona, nessuno concesso invece dai veronesi a Treviso, alla Tarvisum, e Mortali quindi che può tornare in piazzola per questo secondo tentativo che potrebbe muovere ulteriormente il punteggio del match. Verona che sta cercando di muovere l'ovale che per il campo finora si è difesa bene, la squadra trevigiana ha incassato però questi 2 calci di punizione e vediamo ora se Michele Mortali riuscirà a allungare ancora nel punteggio. Preciso il numero 15, capitano della formazione del Verona Rugby, Michele Mortali, quando era agevole questa conversione. Quindi il punteggio quando siamo ormai al 14° è Verona 6, Tarvisium 0, con ovale ora affidato ad Antonio Giabardo, capitano per la rimessa in gioco. Vediamo se sceglierà un drop lungo o alto, una mezza via, comunque insidioso. Ce la fa in qualche modo Liut che poi si sgancia subito per andare a impattare e poi mettere il l'ovale a terra. Buono l'impatto di Liut in questa partita, vediamo il pilone Antonini che riesce a gestire ancora l'ovale, Soffiato che cerca un'uscita veloce del pallone, Zago che cerca di agevolarlo, ovale fuori per Mortali che usa il fisico per andare sulla linea del vantaggio, Verona che ora può quindi forse giocare sul piede avanzante, Leota che sceglie ancora un angolo interno, era salita bene la difesa
della Tarvisium, Verona che quindi non riesce ad avanzare, si affida allora alla carica di Enrico Galanti, ben contrastato dalla mischia trevigiana, e allora sceglie il piede. Michele Mortali, un calcio abbastanza basso e teso che arriva nell'area dei 22 metri, dove è preda di Giovanni Giabardo che si sistema l'ovale e poi alza un calcio trasversale a tagliare il campo, preda però di Samuele Destro che decide di attaccare una finta e poi un placcaggio però di Bertetti, ovale che rimbalza e sì, il pallone che era finito in avanti e inavvertitamente un giocatore di Verona lo ha utilizzato, aveva dovuto invece lasciarselo, come dire, scorrere addosso. Aveva provato Samuele Destro a forzare l'azione, cercare un buco, però era stato fermato, il pallone era schizzato via, è finito in avanti, è rotolato addosso a un giocatore che era appunto avanti il pallone, calcio di punizione per la Tarvisium, che quindi può affacciarsi ora nella metacampo del Verona con questo calcio di Giabardo che però rimane corto, è occasione sprecata, e allora Mortali può caricare il sinistro e arrivare lungo al di là della metacampo, dove si sposta la bandierina di Ciprian Danut, il giudice di linea che assiste l'arbitro Antonino Nobile. Ovale che può essere rimesso da Tommaso Scanferlato, il vice capitano della Tarvisium, l'altra domenica capitano nella sfida vinta all'ultimo secondo con Vicenza. Touche vinta con difficoltà e Scanferlato non riesce a controllare l'ovale. Buono il contrasto aereo, la contesa aperta da Verona sul lancio della Tarvisium, pallone che è rotolato dalle parti di Scanferlato, ma l'arbitro dice un momento, c'è stato forse un passaggio in avanti, forse la segnalazione del giudice di linea, e quindi non si riprende con una rimessa laterale per Verona, ma con una mischia, ci sembra di capire. Stanno dicendo di arretrare tra l'altro il punto di esecuzione dell'ingaggio. In effetti è corretto, se effettivamente c'è stato un passaggio in avanti, un tocco in avanti nel contrasto aereo da parte di Verona, si ritorna sul luogo della rimessa laterale, quindi sulla mischia. Ecco la prima linea veronese, Galanti, Zorzetto, Antonini contro Naca, Scanferlato, De Marchi. Proprio sotto la tribuna centrale questo ingaggio molto bello, tiene Verona, Lioneri alza per Curtolo, buona prestazione Giabardo, hanno inserito l'ala a fare soprannumero e poi sceglie un calcio, ma è ben appostato Cortellazzi che alza questo up and under, controllato ancora da Giabardo che sceglie un calcio un po' incerto che diventa preda di Samuele Destro, che allora prova ad allungare la traiettoria dell'ovale, ma è ben piazzato Giovanni Giabardo, quindi fase di gioco al piede, pallone che rimbalza finché non arriva dalle parti di Michele Mortali, che sceglie di evitare una finta e poi di allungare molto bene con questo calcio lungo di sinistro che arriva proprio ai margini della linea di meta. Può comunque gestire Giabardo e sceglie una rimessa laterale. Verona che, come dire, vince i punti, questa battaglia balistica, colpi di mortaio e di obice da una parte e dall'altra, e alla fine è Verona che riesce ad avere una rimessa laterale a circa 28 metri dalla linea di meta della Tarvisium. Vediamo se questa rimessa laterale sarà adesso appannaggio di Verona. Ha impostato una bella azione al largo prima proprio da rimessa da Touche, anzi scusate, da mischia Tarvisium, inserendo anche l'ala dalla parte chiusa con un bel gioco, ma era salita bene la difesa veronese. Vediamo che Galanti era riuscito a intercettare l'ovale, non si erano ben intesi nei meccanismi del lancio e alzata di Touche, ovale recuperato dalla Tarvisium con Sponchiado che fa valere il fisico e a sportellate butta un pallone dietro che diventa però pericoloso, riesce in qualche modo, bravo Marcaggi, ad accelerare per andare via, ma la palla è inchiodata lì a poco più dei 5 metri e l'arbitro che fischia, ma fischia un fallo contro Verona perché forse sostiene che Mattia Zago non ha permesso, scusate, a Marcaggi di liberare l'ovale
lo ha veramente imbragato, e quindi prezioso calcio di punizione, perché anche una mischia lì per Verona sarebbe stata utilissima. Ce la fa la Tarvisum a sbrogliare anche questa situazione. Si era complicata la vita in realtà da solo, un passaggio per le terre di Curtolo che era finito a metà tra Giovanni Giabardo e Filippo Marcaggi. Bravo però Marcaggi a recuperare prima con le gambe e poi nel punto di incontro, e quindi Treviso che può ora rilanciare il gioco con la rimessa laterale. Lancio piuttosto storto, lascia correre l'arbitro perché Bautista Viero ha dato spazio a Liut che ora arriva fino ai 5 metri. Verona che quindi ha recuperato ora una posizione offensiva favorevole, va all'impatto Mattia Zago e poi ancora a spingere attorno al pacchetto Verona. Soffiato che prova a tirar fuori il pallone, riesce ora a farlo uscire, palla per Cortellazzi, anzi Zanatta, che viene però bloccato subito. Buona subito e aggressiva la difesa da Tarvisum, Verona che non riesce per il momento a superare lo sbarramento. La Maginot ai 5 metri trevigiana prova a ripartire lì attorno al pacchetto, anzi l'ha rubata la Tarvisum la palla, e quindi è Treviso che può ora giocare l'ovale, anche se cercherà di liberare al piede. Siamo proprio, lo fa direttamente Curtolo. Passo per Mortali che sceglie di giocare, prova a rientrare, palla fuori, Leota che dà un passaggio a Giacomo Ambrosi che riesce a tornare al centro del campo, a mettere l'ovale a disposizione. Vediamo placcaggio avanzatissimo, grande avanzata della difesa trevigiana, e vediamo che Verona che ora può giocare con il vantaggio. Galanti alto a scontrarsi con Bertetti, grande battaglia in questo momento. Samuele Destro che allarga il pallone per Leota che sta cercando un varco, poi vede tutto chiuso e quindi può solo concentrare il gioco. Forse l'arbitro potrebbe tornare a questo punto sul vantaggio acquisito, nel senso che non ci pare che Verona abbia l'abbrivio ora per attaccare, però vediamo cosa succede. Ancora Liut a martellare attorno al pacchetto. Soffiato che prova ad andare dritto rispetto al punto di incontro. Buona questa penetrazione. Vediamo che ora è Zanatta che prova a esplorare il lato cieco del campo. Verona che continua in questo assalto e poi dice che l'azione si interrompe, si torna sul calcio precedente. Verona che quindi avrà a disposizione un calcio di punizione da sfruttare. Vedremo se deciderà di andare in rimessa laterale o di cercare i pali. Siamo arrivati, abbiamo scollinato la metà del primo quarto di gioco, siamo circa al 23esimo di gioco, e vediamo che questa volta Mortali sceglie di non andare sui pali, anzi no, ci pensa un po' e dice no, poi andiamo. Vuole portarsi fuori break Verona, siamo al 23esimo, e comunque Verona che non riesce ancora a varcare la linea di meta trevigiana. La difesa aggressiva, spesso in avanzamento di Treviso è finora riuscita ad arginare. È anche vero che ha commesso diversi falli, siamo al quinto fallo per Verona, e Mortali che per la terza volta cerca di convertire in punti dalla piazzola il calcio di punizione assegnato dall'arbitro. Siamo sempre poco fuori dai 22 metri sulla sinistra. Vediamo come andrà questo calcio che porterebbe Verona fuori break. Siamo 6-0 in questo momento. Sempre preciso Michele Mortali, veramente implacabile della piazzola. Vero anche che ha avuto 3 piazzati agevoli, mai facili ma agevoli, e li ha convertiti in altrettanti bersagli centrati. Verona 9, Tarvisum 0, quando siamo al 25esimo del primo tempo.
Vediamo se la Tarvisio riuscirà ora a reagire. Troppo profondo, recuperato ancora da Liut che prende il giro largo, placcato da Marcaggi. Pallone che però sguscia via, poi viene recuperato. Protesta la panchina trevigiana con veemenza, ritenendo che ci fosse un passaggio in avanti nel punto d'incontro. Il giudice di linea ha detto no, è stato un colpo di tibia e quindi tutto avanti. Bravo Nadali qui a riprendere questo pallone alto e Michele Mortali che allora sceglie il piede ancora lungo, ma questa volta arretra Marcaggi, si sistema l'ovale e punta la rimessa laterale e ci arriva, scagliandola fuori, ma sostanzialmente ritiene che abbia commesso un errore Marcaggi, cioè di essere passato dall'esterno all'interno dell'area dei 22 e quindi si riprende con una rimessa dal punto in cui ha calciato l'ala trevigiana, esperienza anche lui nel Mogliano. E quindi Verona che ora ha a disposizione un lancio prezioso all'altezza dei 22 metri. Vediamo se il lancio sarà su Zago, Liut o Parolo e su Mattia Zago. E Verona che prova ora a impostare un drive, a disassare la spinta, però rotolano a terra subito i giocatori e quindi il soffiato deve assolutamente muovere l'ovale in questo momento. Verona che va quindi all'impatto con Zagos che si raggomitola per tenere l'ovale a disposizione, soffiato che chiama ancora il sostegno ai suoi avanti, va all'impatto Liut, pallone che un po' si perde ma riesce Nadali a recuperarlo, serve Cortellazzi che si trova circondato dalle magliette del Treviso, riesce con un guizzo a liberarsi e quindi Verona può ripartire ora con la fanteria pesante, con Matteo Antonini che pesta sulle gambe, va al di là, buono l'ovale, Curtolo rimane un po' in mezzo ai piedi e viene graziato in questo caso dall'arbitro Giacomo Ambrosi che va all'impatto, sale molto bene la difesa comunque trevigiana, deve insistere Verona ma sfugge l'ovale sull'appoggio di Soffiato Galanti, sfugge la palla al giovane pilone veronese e quindi si riprenderà con una mischia ordinata per Verona. Veramente notevole la pressione comunque che Tarvisio mette su qualsiasi ovale, qualsiasi azione, non lascia mai il tempo di ragionare, di respirare, la squadra di Della Nora, Verona che quindi sta avendo una netta supremazia territoriale, si è giocato quasi sempre nella metacampo della Tarvisio ma che ancora non è riuscita a violare felicemente la linea magica e ha dovuto per così dire, accontentarsi di infilare 3 piazzati tra i pali che comunque la mettono sul cuscino di 9 punti sul letto di questa partita, ancora però completamente aperta quando stiamo avviando alla mezz'ora, 30 minuti qui nello stadio del Paganini Stadium, nella zona nord-ovest di Verona. Non siamo alla fine lontanissimi dal Bentegodi di calcio, magnifico impianto di rugby. Questo è il campo naturalmente principale, poi ci sono altri 3 campi più uno interno per il progetto del Verona Rugby, la sua Academy che sta crescendo e sfornando talenti, diversi dei quali sono appunto già affacciati in questo palcoscenico della Serie A. Le altre partite della giornata, oggi quinta giornata di campionato, sospesa dicevamo Paese Valsugana, si gioca quindi Casale Petrarca, Vicenza Valpolicella e Badia Udine. Mentre qui appunto sta andando in scena il match tra Verona e Tarvisio. 2 anni fa erano state le 2 grandi protagoniste della stagione di Serie A bloccata poi dal Covid e si ritrovano oggi in questa quinta giornata. Tarvisio con 2 vittorie e 2 sconfitte, Verona con 2 vittorie e 1 sconfitta e una partita rinviata che recupererà con il Badia. Verona ora che prova a forzare, riesce comunque in qualche modo a controllare Curtolo, muove l'ovale Tarvisio Marcaggi che viene placcato bene, però va a forzare Leota eccessivamente, va a forzare il punto d'incontro e l'arbitro dice guarda lo devi lasciare. Le solite discussioni, le solite spintarelle, Soffiato che va a discutere come spesso accade e l'arbitro Nobili dice non mi piace questa cosa, quando fischio andatevene e penalizza Verona.
ma ancora un calcio buttato al vento con superficialità dalla Tarvisum. È strano, è la seconda volta che la Tarvisum dispone di un calcio di punizione che potrebbe consentirle una rimessa laterale avanzata, agevole, comoda dentro i 22, ma per 2 volte non ha trovato l'uscita del pallone e quindi ha potuto rinviare. Questa volta un po' anche frettolosamente Michele Mortali ha dovuto scagliare un sinistro che porta l'ovale comunque ancora a Treviso, che alza, ma il lancio non è purtroppo per la formazione trevigiana diritto, qualche difficoltà in rimessa laterale per la Tarvisum, un po' per il contrasto delle torri antracite, un po' per anche l'imprecisione dei lanci di Scanferlato, mi pare forse il terzo, che devia dalla ideale linea diritta della bisettrice del lancio. È Verona questa volta che sceglie però di non usare la rimessa laterale ma di sfidare in mischia la Tarvisum. Galanti, Zorzetto e Antonini se la sentono contro Naka, Scanferlato e De Marchi. Bellissima questa sfida, questa prima linea più esperta, quella trevigiana, vanno subito a terra, c'è grande lotta, grande agonismo. Sia per Naka trascorsi nella nazionale emergenti, nelle Fiamme Oro, Petrarca, Alberto De Marchi, grande carriera in Italia anche nel Serie Sharks, una trentina di caps con la nazionale, assistant coach anche di Federico Della Nora, quindi figura di grande riferimento. Vediamo ora come vanno le due squadre, ecco il set, Verona che avanza, è buono la spinta di Casale, di Treviso, scusate, che recupera pallone, ma l'arbitro dice c'è stata una irregolarità, quasi una spinta laterale in qualche modo di Naka, spinta laterale di Naka. L'arbitro invita alla calma, c'è un po' di agitazione tra le due formazioni, discutono. Chi ha ceccato ritiene discutibile la decisione dell'arbitro, Antonino Nobile. Verona che conquista il calcio e si porta ancora una volta all'altezza dei 22, pubblico che si scalda, tifo che sale, cresce la tensione agonistica di questo match quando entriamo nell'ultima parte del primo tempo e il punteggio è ancora sul 9-0 per Verona, quando stiamo arrivando ormai negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. È recuperata in qualche modo da Giulio Nadali, però sono anche qui, non funziona molto bene. Entra Naka che rompe il placcaggio, sforza sulle gambe e arriva al di là della linea. Isaia Leota porta in vantaggio Verona in maniera decisa con questa meta di forza. Ha voluto il pallone, l'ha chiesto da questo punto d'incontro successivo alla rimessa laterale. Ha chiamato l'ovale, si è infilato di forza, di velocità nel corridoio e ha rotto i placcaggi fino ad arrivare alla linea di meta, quando siamo alla 36esima meta di Leota, che dimostra tutta la sua esplosività con questa azione non tanto di agilità quanto veramente di forza esplosiva, che ha portato alla prima segnatura di Verona, che ora allunga nel punteggio e si porta sul 14-0 in attesa della trasformazione affidata come sempre a Michele Mortali. Si cambia lato questa volta. E forse si aveva questa azione un po' da apriscatole, per così dire, di Isaia Leota. Il Treviso aveva difeso molto bene, la Tarvisum finora, con una difesa molto arrembante, avanzante, aggressiva, raddoppiata spesso, ma qui si è trovato di fronte veramente un rush, un'accelerazione formidabile e Michele Mortali precisissimo ancora dalla piazzola per punteggio che ora va
sul 16-0 per Verona. Comincia a essere consistente il vantaggio della formazione di Zain Hansel. Quando siamo arrivati ormai agli ultimi minuti del primo tempo, Treviso, la Tarvisium, che è chiamata ora a reagire al vantaggio. Sceglie sempre un calcio abbastanza lungo Giabardo, Liut che prende il giro sempre largo, va a arrivare dalle parti di Cincotto, palla poi per destro che cerca un passaggio un po' avventuroso, che viene in qualche modo domato da Zanatta. Vediamo Giulio Nadali che scarica, bello offload, passaggio per Matteo Antonini che cercava il riciclo veloce, palla per Liut, Samuele destro che cerca un passaggio per Michele Mortali, per soffiato per Jack Ambrosi che viene placcato da Bertetti, riesce forse a mettere la palla a disposizione, ma destro che cerca di recuperarla contro Rack, però palla che sfugge. Bellissima azione di Verona davvero, che ha mosso molto bene l'ovale con questa serie di passaggi e di offload che hanno coinvolto molti giocatori sia della mischia che dei tre quarti, e poi grande recupero però di Bertetti del tre quarti centro della Tarvisium, che ha salvato su Giacomo Ambrosi, che non è riuscito poi a mettere rapidamente il pallone a disposizione sull'uscita contrastata, passaggio in avanti involontario, mischia per la Tarvisium. Reset, cadono le prime linee, rollano sia Galanti sia Naka. Quando dovremmo essere veramente arrivati ormai negli ultimi minuti di questa prima frazione del gioco, siamo attorno al 38esimo. Azione arrembante di Verona che ha preso entusiasmo dopo la meta di Isaia Leota e ha aperto una bellissima azione al largo, fermata all'altezza dei 22. Mischia ora per la Tarvisium, che riesce a controllare l'ovale, gira ancora completamente l'ovale e questa volta conquista un calcio di punizione la mischia della Tarvisium, è riuscita a ruotare completamente. Essenzialmente ha ruotato su Galanti, ci sembrava, forse è vero che Naka, come dire, imposta un po' diagonalmente l'ingaggio, molto esperto, il pilone di origine albanese, ma ci è parso che comunque, al di là delle valutazioni che ci possono essere, negli ultimi minuti la mischia ordinata della Tarvisium stia crescendo, mentre stia soffrendo maggiormente quella del Verona. Messa laterale ora ridotta, rubata molto bene da Thomas Parolo, con adesso un ingresso laterale di Naka, l'arbitro che aveva assegnato un calcio di punizione per Verona. Quindi molto bravo qui Thomas Parolo, giovane seconda linea, un passaggio a Rovigo e a Colorno. Era già stato 2 anni fa nella formazione veronese, è riuscito a leggere, a rubare il tempo al diretto rivale della Tarvisium e quindi calcio di punizione per Verona. Preciso ancora l'appoggio di Michele Mortali, sempre davvero bravissimo nell'usare il piede come un cesello per intagliare queste conquiste territoriali puntuali, precise, e finora anche perfetto dalla piazzola. 4 su 4 con 3 piazzati in una trasformazione. Sulla meta di Leota, Verona 16-0, quando siamo arrivati agli ultimi 2 minuti del primo tempo. Si alza ancora Tus Veronese, questa volta buono il drive veronese che ha avuto un primo abbrivio positivo, avanza ancora, si deve adesso riposizionare. Può avanzare ancora il carrettino antracite che viene poi demolito, però esce
esce Cortellazzi, Mattia Zagova ha provato a servire l'ala veronese proprio sul filo dell'out, ma è riuscita la difesa trevigiana a mandare con i piedi al di là della linea Marcello Cortellazzi, giovane dell'Academy veronese, e quindi Tarvisium che può recuperare questo vale importante, questa rimessa laterale giocata corta, con sapienza. Ovale che viene liberato da Curtolo con un sinistro che però non porta un grande vantaggio territoriale. Forse c'è ancora tempo per giocare ancora questa rimessa laterale. Siamo appena fuori dai 22 metri. Verona che ora deve organizzarsi per questa rimessa laterale. Prima ha impostato un buon drive che ha portato un vantaggio di una decina di metri, abbondante all'interno dei 22 metri, poi sull'uscita Zago ha provato a servire l'ala Cortellazzi, sospinta però in rimessa laterale. Ma siamo ancora lì, all'altezza dei 22, Verona a bussare ancora la difesa, ancora una buona rimessa laterale di Parolo, vale disossato. Vediamo che in qualche modo lascia giocare l'arbitro e quindi non va avanti il drive veronese, molto attivo Enrico Leoneri nella difesa, però qui c'è un velo abbastanza clamoroso. Vediamo che Leoneri così un po' polemicamente applaude l'azione di Verona. Forse qualcosa da dire sul drive precedente, ha difeso con grande veemenza Tarvisium, che sceglie di chiuderla qui per il primo tempo, che si conclude allora sul 16-0 a favore di Verona, con 3 piazzati di Michele Mortali al 6° minuto, al 12°, al 23°, poi la meta al 35° di Leota, trasformata sempre da Michele Mortali. Il punteggio quindi che vede le due formazioni andare a riposo sul 16-0 per Verona. A risentirci tra qualche minuto per il secondo tempo di questa appassionante partita.
Aspetta che devo far ripartire un attimo. Rompi, zera. Che bello poter muoversi senza microfono, guarda, grande. E là, c'ho la pulcetta. Scusate, stiamo intrattenendoci con gli amici qui sulla tribuna stampa del Paianini. Siamo tutti pronti per questo secondo tempo della sfida valida per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie A di rugby, girone 2 tra la Tarvisium e il Verona Rugby. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 16-0 per Verona, che ora rimette con questo calcio di Mortali che non guadagna la rimessa laterale, viene recuperato quindi da Giabardo che imposta questo contrattacco della Tarvisium, che ci pare ripartita con un piglio subito aggressivo per recuperare il gap nel punteggio. Bertetti che prova l'impatto placcato da Leota, l'autore della meta veronese sul finire del primo tempo. Ancora Curtolo che sguscia tra le maglie veronesi, sfugge via per un attimo anche Aliut, Ovale che rimane di fuori, è recuperato ora dagli avanti Treviso, che ha impostato questa avanzata decisa. Ora Ovale che sfugge un po' alle mani veronesi, Verona che deve mantenere la distanza, Giabardo una finta preso in qualche modo da Parolo, quindi si torna a giocare sulla linea di 10 metri, Ceccato che va a contatto, respinge bene Verona però con Zorzetto e con Zago. Giabardo ora cerca un po' di spazio utilizzando anche Gasparotto, recuperata l'ovale però da Verona che riesce a vincere questo impatto soffiato, scarica dietro per Samuele Destro che alza un calcio però in posizione piuttosto centrale, preda di Bertetti che passa un po' troppo alto per Giovanni Giabardo che deve pedalare all'indietro per recuperare e commette anche un'ingenuità, davvero l'errore di superficialità con passaggio troppo alto di Bertetti per Giovanni Giabardo che poi ha commesso avanti. Nel frattempo c'è un problema, il giocatore del Verona che è a terra, forse ci sarà bisogno di un cambio, sembra che sia Mattia Zago, numero 8 veronese, giocatore importante per Verona. Vediamo che prova ad alzarsi, giocatore antracite, assistito dal giovanissimo Samuele Destro, un po' zoppicante ma sembra poter continuare. E quindi Verona che ora deve andare a giocarsi questa mischia. Le ultime mischie sono state molto combattute, hanno visto il predominio della Ruggerston Vision, non ci sono cambi, almeno ci sembra di vedere ancora nelle due formazioni. E quindi si affrontano sempre in prima linea da una parte Naca, Scanferlato e De Marchi e dall'altra Galanti, Zorzetto e Antonini. Vediamo se arriverà un tallonaggio veloce. Tallonaggio veloce, questa volta riesce Verona a controllare bene. Destro per Leota, una finta e poi ancora a pestare sulle gambe. Conquista la linea del vantaggio Verona, Galanti all'impatto molto potente. Palla fuori ancora Verona che ora è sul piede avanzante e sceglie di andare a penetrare ancora attorno al pacchetto. Cambia lato per Destro che prova a rientrare in mezzo alla mischia, poi deve per forza abbassarsi mentre vale a disposizione ancora Galanti al compagno di reparto Antonini. Passa a mano che porta dentro la linea dei 22 Mortali per Zago che però perde la maniglia e Ovale che sfugge purtroppo. Bertetti che se lo ricorda dai tempi di Petrarca, dice Mattia molla sto Ovale che l'hai perso. E quindi si riprenderà con una mischia, questa volta però per Treviso. Peccato, era una buona azione di Verona, un buon multifase, ha tenuto bene il possesso Verona con dei possessi avanzanti, dei buoni punti di impatto, buoni angoli, velocità anche di uscita discreta, però poi sul passaggio a Mattia Zago è sfuggito l'ovale. Mischia ordinata, ancora affidata a Federico Curtolo per questo nuovo ingaggio delle prime linee. Forza Verona!
calcio di punizione in diretto per la Tarvisio. La gioca veloce Curtolo per Giabardo, palla larga, vediamo doppio placcaggio, bravissimo Giacomo Ambrosi che prima ha placato Passarella e poi ha placato anche l'inserimento di Giabardo costringendolo al passaggio in avanti. Molto buona la doppia azione offensiva di Jack Ambrosi, ragazzo cresciuto anch'esso nel mini rugby, nelle giovanili prima del Cus Verona e poi del Verona Rugby. A far coppia oggi con l'esordiente Aisali Aleota. Le ali sono poi, vedete qui sotto di noi, Antonio Zanatta e Marcello Cortellazzi d'altra parte, Michele Mortali e l'estremo Antracite. La formazione invece allenata da Federico Della Nora risponde con Giovanni Giabardo all'estremo, alle ali Marcaggi e Pastrello, ai centri Passarella e Bertetti e i mediani sono Curtolo e Antonio Giabardo. Errore di Verona e quindi si riprenderà ora tutto a posto. E ora abbiamo un cambio, vediamo, entra il giovanissimo Fagioli, Leonardo Fagioli del 2002 a dare il cambio a Simone Soffiato, la mediana del Verona. Quando siamo ancora proprio nelle prime fasi della ripresa, sono passati 6 minuti e spazio al giovanissimo Fagioli, alla mediana Antracite. Verona che ora prova di nuovo a avanzare con la mischia, però riesce a controllare. Tarvisio, Curtolo, Giabardo all'impatto e potrebbe esserci anche riesce a liberarsi in qualche modo del pallone Passarella. Giabardo, buono questo calcetto, molto buono, però recuperato bene da Giulio Nadali. Insomma, ci sarebbe un po' da discutere su questa chiamata. È stato buono il calcetto di Giabardo, Nadali aveva recuperato, però poi era entrato da dietro sempre lo stesso Giabardo per contrastare l'ovale, ma in ogni caso l'arbitro è lì a 2 passi, sicuramente posizione migliore rispetto alla tribuna, e ha deciso per questo calcio di punizione per la prima volta la Tarvisio può affacciarsi all'inizio del match pericolosamente nella zona rossa del Verona con un lancio affidato a Scanferlato, quando siamo a 7-8 metri dalla linea del meta veronese. Tarvisio che prova a riaprire il match in apertura. Vediamo il lancio, posizione centrale, prova a impostare il drive, la Tarvisio prova ad avanzare, prova a spostare ora il drive, avanzare ora a concentrare la spinta, però viene rispedita e bloccata e recupera la palla, anzi Liut che ha compiuto una sorta di furto con destrezza recuperando l'ovale e portando dalla parte veronese e consentendo ora a Verona di impostare l'azione difensiva. Palla salvato da destro che però ha impiegato troppo tempo, per fortuna riesce Fagioli miracolosamente a recuperare l'ovale scagliato da destro e respinto da Bertetti. Si è creata una situazione pericolosissima per Verona. Simone Destro si era visto rimpallare il calcio di rinvio da Bertetti, ovale che danzato sulla linea di meta l'ha afferrato Fagioli con destrezza e con rapidità l'ha scagliato e rimessa laterale, ma Tarvisio che ancora insiste in attacco, ancora rimessa laterale, formazione piuttosto ancora disallineata, un po' a branchetto, adesso vediamo che si ricompatta, bella questa presa con un Sakin che non riesce, e però è riuscito in qualche modo Parolo a mettere le mani sull'ovale. È riuscito a mettere le mani sull'ovale e poi l'aggruppamento finisce a terra, Vale che rimane praticamente bloccato e si riprende ora con una mischia per Verona.
Molto bravo qua Thomas Parolo davvero a riuscire a infilarsi nelle maglie del drive della Tarvisum e a impedire lo sviluppo e l'uscita del pallone. Si è riempita la tribuna qui di Verona per questa sfida appassionante tra queste due formazioni, sempre protagonisti del girone veneto della Serie A. Ci sembra che sia entrato ora Juan Pablo Rivas, al posto di Zorzetto, che è appena uscito, quindi prima mischia per il talonatore di origine argentina in forza al Verona Rugby. Vediamo come andrà questa prima mischia così importante. Siamo appena dentro i 22 metri, importante per Verona ora riconquistare l'ovale e poterlo allontanare. Per due volte è riuscita a difendere bene dal drive, prima con un recupero di Liut, poi con quello di Parolo. E vediamo che ora avanza la mischia veronese e conquista un calcio di punizione molto importante. E vediamo che c'è qualche discussione poi tra le prime linee che non ci stanno in qualche modo. Non ci stanno. Vediamo un po' se riescono a sbrogliare questa situazione. Vabbè, si sono un po' accapigliati i giocatori. Vediamo. Verona aveva conquistato il vantaggio, il calcio di punizione, poi ci sembra Antonini che ora è a terra e l'altro pilone forse della Tarvisio si sono, come dire, accapigliati. Vediamo quale sarà la decisione della terna arbitrale. Nel frattempo è entrato il numero 19 Lorenzo Martuz per la Tarvisum. Ci pare che i due giocatori, è ancora a terra Antonini della verità, dall'altra parte era Naka che si era capigliato, l'Alter Naka con Matteo Antonini che è ancora a terra. Vuole i due capitani l'arbitro, Michele Mortali e Antonio Giabardo. Vediamo se ci sarà un'inversione del calcio che era a favore di Verona. In realtà ci sembra che tutto sia accaduto dopo il fischio. E forse decide di dare due cartellini gialli per calmare, per placare gli animi. Due cartellini gialli. Inizio salomonico in qualche modo. Vediamo che però il calcio sembra essere stato attribuito, però è girato. Sì, era stato attribuito a Verona, poi invece è stato girato il calcio a favore della Tarvisum, che si ritrova ora con una possibilità. Siamo arrivati al 13° del secondo tempo per andare a sfruttare una rimessa laterale avanzata. Il giallo per Naka e Antonini. Tarvisum che comunque sta premendo in questo secondo tempo nella metà campo scaligera. Ora un'altra opportunità, 5 metri. Vediamo che prova ancora con questo drive il primo uomo, Verona che cerca di resistere. Vale. Vediamo che riesce ancora ad avanzare il drive della Tarvisum,
poi viene portato a terra. Ovale che viene disputato in una lotta furibonda tra le due formazioni, volano caschetti, ancora insiste in avanti, è riuscito a ricostituire l'avanzata la Tarvisium. Siamo all'altezza dei 5 metri, Ovale ancora giocabile, dice l'arbitro. Verona che deve resistere, e ora calcio di punizione perché non viene fatto uscire l'Ovale. E quindi ancora calcio di punizione per la Tarvisium, che avrà a disposizione un'altra opportunità. Parte subito, ha cercato di sorprendere tutti con questa partenza rapida davanti della Tarvisium e poi si lotta in maniera furibonda attorno alla linea di meta. Era stato Cincotto a sospendere, ed attenzione, ha provato ora un'azione veloce. Ha provato un'azione veloce alla mano la Tarvisium, anziché di continuare a insistere con pazienza con il pacchetto, ma stava giocando con il vantaggio. Evidentemente c'era ancora un calcio di punizione, quindi ha giocato con la tranquillità del terzo calcio di punizione consecutivo. Treviso che sta veramente producendo il massimo sforzo ora per riaprire il match quando ci stiamo avvicinando al 15esimo ancora davanti, la scelta della Tarvisium, drive che viene subito rintuzzato, ma poi abbiamo visto la Tarvisium è molto brava al disassare e ora prova a partire ancora, è riuscito a tenere ancora a galla in qualche modo questo raggruppamento, la Tarvisium. Ora pallone che finisce a terra, Bertetti alza per De Marchi che viene respinto indietro. Forse un passaggio in avanti, ma in realtà ancora insiste la Tarvisium. Siamo veramente arrivati a pochi centimetri dalla linea di meta. Ovale che viene forse tenuto alto. Vediamo, apre il pallone, poi alla fine Giabardo, c'è spazio al largo e va a segnare, ce la fa la Tarvisium. Alla fine è riuscito a concentrare la difesa veronese e poi andare a segnare al largo, ci sembra, con Giovanni Giabardo con l'estremo. E quindi partita che si riapre quando siamo arrivati al 16esimo. Aveva difeso bene Verona per moltissimo tempo, soprattutto la difesa attorno al pacchetto aveva funzionato. Era riuscito anche a riconquistare l'Ovale in un paio di occasioni, ma commettendo fallo. Peccato per quella mischia vinta e poi la zuffa tra Antonini e Naka che ha portato al cambio di possesso e ha permesso alla Tarvisium di andare ancora in avanti e di conquistare questa meta importante segnata dopo una lunga pressione del pacchetto, aprendo la palla al largo in superiorità a quel punto numerica. Si era tutta raggruppata la difesa veronese e ha avuto buon gioco nel trovare l'uomo in più. Forse un po' corto il piazzato di Giabardo. 16-5, quindi punteggio. Ancora 11 punti di differenza tra le due formazioni, ma intanto Tarvisium che ha invertito l'andamento della partita del primo tempo, cambi nel frattempo tra le due formazioni. Entra il numero 24, Riccardo Ficuccia, ed esce Bertetti, esperto trequarti centro della Tarvisium. Verona ora che deve riportare la testa avanti, Mortali al drop di rinvio. Buono questo calcio alto, pallone che viene recuperato da Curtolo, subito placcato, e pallone che viene recuperato da... sbaglia però Giulio Nadali. Ha ricevuto un passaggio un po' rapido da Galanti, non si aspettava. La terza linea di formazione Treviso, la Benetton, Giulio Nadali.
e l'ovale che è finito per le terre. Mischia, si ritornerà con una supplenza ora dei due giocatori ammoniti, perché i due piloni Antonini e Naka erano stati come dire, ambedue sospesi per 10 minuti, e quindi entra ora Kevin Zitti in prima linea per Mattia Zago, proprio per supplire alla intensità in prima linea. Vediamo come andrà questa prima mischia. Siamo appena fuori dai 22 metri della Tarvisum, che ha a disposizione un ovale ora per uscire dalla zona difensiva. Ce la fa a recuperarlo Giabardo, dietro per Giovanni Giabardo. Buono il placcaggio di Leota, forse era già uscito Pastrello, ma sicuramente poi è stato Giovanni Giabardo che è stato portato fuori letteralmente da Leota, e quindi ora lancio a favore della formazione veronese, che sta guidando per 16-5 questo match, però Tarvisium che ha mostrato una diversa attitudine, una diversa capacità offensiva in questo secondo tempo, e dopo una pressione di un quarto d'ora ha ottenuto la meta con Giabardo. Lancio troppo lungo, sfugge e quindi lo recupera. Ora Sponchiado può attaccare Tarvisium, sposta la palla al largo, si fa prendere un po' impreparata Verona con Giacomo Ambrosi che deve galoppare per recuperare la posizione. Treviso, attenzione a questo buco clamoroso ci sembra Cincotto, che arriva fino ai 22 metri, pallone che poi fuoriesce, recuperato adesso, Verona di nuovo che va a lottare, vediamo la Tarvisum, calcetto profondo, insidioso, corre Zanatta e annulla il pallone, quindi 22 metri. Non si capisce perché mischia 5, dovrebbe essere ripresa dai 22. No, si riprende con una ripresa dal drop di ripartenza dalla linea di meta. Sembrava che avesse calciato. Vabbè. Mortali che sta scegliendo dove scagliare il drop, che viene controllato da Giovanni Pastrello per Antonio Pastrello. Incursione di Passarella, placcato bene. Treviso che può ancora attaccare. Pallone che è finito per terra. Fase un po' adesso confusa della partita, frammentata, interrotta. C'è stato un passaggio in avanti, dice l'arbitro, da parte di Verona, e quindi mischia ordinata a favore della Tarvisum. Verona che ha perso un po' quella capacità di gestire il gioco che aveva nella prima parte della partita. Treviso che è cresciuta. Verona che ora cerca di portare energia dalla panchina. Vediamo Lindat Vala pronto a entrare in prima linea, sarebbe il suo esordio in Serie A. Ha fatto molto bene in precampionato, poi un infortunio abbastanza lungo, fastidioso a Lumezzane che non gli ha impedito di scendere in campo finora. Treviso che controlla bene questa spinta, forse va a guadagnare anche un calcio di punizione. Sì, calcio di punizione importante per la Tarvisum. Ha vinto questa contesa e potrà allora ancora adesso tornare a... Nel frattempo possono rientrare in campo i giocatori che avevano, dopo aver scontato la penalità del cartellino giallo. Rientra Naka, rientra Zago.
Vediamo se Treviso sceglierà di andare per i pali o di andare in rimessa laterale. Rimessa laterale per il bersaglio grosso, per riavvicinarci nel punteggio. Vale che esce almeno all'altezza della metà dei 22 metri. Partita che si è completamente aperta in questo secondo tempo, riesce ad agganciarla la touche della Tarvisum, che ora spinge il drive per andare a conquistare il terreno, poi palla fuori per Curtolo, Giabardo, una finta, inserimento di Marcaggi, palla però che finisce alle spalle, pasticcia un po' anche, poi lo recupera alla fine Giacomo Ambrosi che calcia giù profondo. Un calcio di punizione abbastanza singolare. Ma tempo fermo. Ma il giudice di linea ha segnalato un placcaggio senza palla al giocatore della Tarvisum, quindi c'era sfuggito questo, quindi assolutamente corretta la chiamata e nuova opportunità per la Tarvisum, che quindi anche grazie alla disciplina del Verona rimane in zona d'attacco. Tempo fermo ancora, il secondo tempo ha più interruzioni del primo, si era giocato con un ritmo molto sostenuto, siamo oltre la metà del secondo tempo, siamo al 26esimo, ma il tempo non si è mai fermato, quello che vi sto dicendo, e quindi ci saranno sicuramente molti minuti da recuperare. Zanatta che non si dà pace. Tarvisum che avrà un'altra opportunità ancora per giocare. Giovanni Giabardo nel frattempo a terra. Si sta scaldando dalla panchina Marco Bordini, probabilmente pronto a subentrare se il compagno non dovesse riuscire a proseguire nella partita. Si sta scaldando anche Francesco Maren. Verona era pronto a entrare Linda Tvala, un sudafricano. Eccolo qua, col numero 18, che entra in campo e dà il cambio a Eugenio Galanti. Abbiamo Linda che entra a fare il suo esordio in questo campionato. Nel tempo esce Giovanni Giabardo con gli applausi del pubblico per due ragazzi, ed entra col numero 21 Marco Bordini in luogo di Giabardo. Treviso che ha un'altra opportunità. Con questa rimessa ai 5 metri. Pallone che danza un po', poi l'arbitro dice può giocarlo a Tarvisum. Subito all'impatto vediamo se sceglie di aprire il gioco Curtolo. Sì, giocare ancora attorno al pacchetto, passaggio alto per Giabardo, subentrato Bertini, muove la palla, muove l'ovale per Marcaggi, placcato da Michele Mortali, e ancora Treviso a insistere. Siamo proprio al cuore dei 22 metri, Treviso che insiste in questa lunga azione. Giabardo prova il buco, ben placcato da Giulio Nadali. Curtolo pronto per Bordini, ancora per Passarella, viene placcato da Giacomo Ambrosi. Va alla caccia dell'ovale Verona, ma riesce a tenerlo bene. Siamo all'altezza dei 22 metri ora. Curtolo, Giabardo, De Marchi che prova a percuotere,
Ovale che rimane disponibile, ha alzato il ritmo, bel passaggio ampio per Marcaggi, placcato e finisce fuori. Buona difesa del Verona, che è riuscita a contenere i cambi di senso e di accelerazione della Tarvisium, che ha mosso bene l'Ovale, ma ha trovato anche una buona difesa dei ragazzi antracite. Altri cambi pronti ora dalla panchina a subentrare. Il 20 e il 27 stanno per entrare in campo Elia Villa e Leonardo Raveggi. Vanno dal giudice di linea e vengono richiamati Zanatta e Destro. Quindi molto probabilmente passerà apertura a Michele Mortali. Elia Villa passerà all'ala e Cortellazzi andrà a estremo. Cambi anche nelle file della Tarvisium, stanchi gli atleti dopo 65 minuti di questo rugby giocato anche con momenti di grande accelerazione. Beato De Marti, sempre un monumento della nostra tradizione degli avanti. E vediamo come si va a giocare ora quest'ultima parte del secondo tempo che vede prevalere la Tarvisium per 1,0 ma erano 16 i punti di vantaggio del primo tempo, quindi punteggio ora sul 16-5. Ecco appunto ufficializzati i due campi di Raveggi e Villa per Zanatta e Destro. Raveggi che andrà probabilmente a giocare centro, si sposta Leota estremo. Quindi Raveggi, Ambrosi centri, Mortali l'apertura, Villa e Cortellazzi le ali, Leota l'estremo. Importante questa rimessa laterale per Verona, vediamo se riuscirà a conquistarla. Purtroppo non è preciso il lancio, non è preciso questo lancio di Rivas, era peccato, opportunità sprecata da Verona per avere un buon possesso e uscire dalla propria zona difensiva. Sarà stato un tocco, si riprende quindi con una rimessa laterale che invece la Tarvisium ha ben sistemato nelle ultime, l'ha sempre portata a casa il primo saltatore, questa volta ce la fa in qualche modo Verona invece a recuperarla. Fagioli alza per Liut, prova a spostare al punto di incontro, pallone a disposizione, Mortali arretra per ricevere l'Ovale e poter finalmente liberare la situazione. Esce dal campo ma rimette subito in gioco, no. Riesce ad alleggerire la pressione, poi gioca la palla veloce e poi parte subito veloce. Tarvisium che decide di forzare i tempi e di alzare. Pallone ora a disposizione, qualche ingenuità di Verona, qualche ingenuità da parte di Verona ora con l'indisciplina. Non fa in tempo a respirare che subito si ritrova nuovamente a incassare un fallo come in questa situazione. Potrebbe arrivare anche qualche cartellino perché credo sia l'8º fallo consecutivo di Verona. Messa laterale non precisissima di Bertini, ma che però è abbondantemente dentro i 22 metri. Quando siamo arrivati agli ultimi 10 minuti, ci sarà sicuramente più tempo poi da recuperare di questo secondo tempo, in cui Verona non ha ripetuto la brillante gestione dei primi 40. Ci sta naturalmente la reazione della Tarvisium che sta provando ora di recuperare il gap, 16-5 il punteggio. Siamo attorno alla mezz'ora della ripresa. Primo saltatore, drive che spinge e trova un buon abbrivio. Poi viene per il momento fermata l'azione. Insiste la Tarvisium, stanno cercando di difendere i giocatori veronesi. Vale che finisce a terra, l'arbitro dice ancora lì, disponibile, si può giocare e alla fine mischia per Verona. Ce l'ha fatta la difesa veronese a imbragare quella della Tarvisium, però davvero da sistemare un po' la gestione della disciplina per Verona. Anche ancora adesso, ancora lì a discutere
lasciamo stare, si gioca, c'è un arbitro, facciamola finita. E vediamo come va questa prima mischia in cui Lindrat Vala, pilone che ha giocato a lungo a Sandoná, di origine sudafricana, schierato a destra, andrà a giocare. Dopo c'è il man of the match, ti scrivo cosa devi dire su WhatsApp. Cominciamo ad arrivare in zona man of the match, ma vedete che le interruzioni sono frequenti per gli impatti di questa partita, quindi hanno frequentemente bisogno di assistenza i giocatori delle due formazioni. Abbiamo forse previsto un altro cambio, pronto con il numero 18 è Antonio Resenterra, prima linea del 94, ma forse rientra in realtà Alberto De Marchi che deve fare i supplementari. Pensavo avesse la cavata Alberto De Marchi, classe 86. 35 anni, e invece deve fare i supplementari ancora e prendere il suo posto in prima linea assieme a Scanferlato e fronteggiare Ziti, Rivas e Lindrat Vala. Mischia con introduzione del Verona, oggi in maglia bianca. Vediamo se tutto è pronto e si può riprendere, forse c'è ancora un cambio nelle file della Tarvisio, giudice di linea che sta conversando con l'arbitro, sembra che sia Sgura, Pier Matteo Sgura, assistente assieme a Ciprian Danut dell'arbitro Antonino Nobile. Hanno ancora, forse è pronto adesso un nuovo cambio, sì. Alla fine si sono decisi con Antonio Resenterra che entra in campo. Roberto! Ciao! Non hai portato fortuna oggi? Dio santo. Abbiamo delegato. Mischia si può riprendere finalmente dopo questa lunga interruzione. Vediamo se Verona riuscirà a controllare l'ovale e riuscirà ad allontanarlo. Mischia importante per alleggerire Verona dalla pressione trevigiana. In tutto il secondo tempo praticamente è installata nella metacampo veronese. Palla per Fagioli, Verona che avanza e conquista un buon calcio di punizione, sperando che non ci sia ora nessun'altra zuffa. E così si va sul tranquillo. Verona che è riuscita a interpretare nel modo migliore questa mischia ordinata, e quindi Michele Mortali che può ora allontanare l'ovale dalla zona difensiva, lo fa con un calcio che supera, però non di molto, la linea di rimessa laterale, siamo all'altezza quasi ai 10 metri. Vediamo se è sistemato assieme alla mischia ordinata anche la rimessa laterale. Le ultime rimesse sono state smarrite dalla squadra antracite di Zain Ansel, Mauro Mariani e Greg Sinclair. Cambio è ancora il momento ora di Edoardo Gravante. È entrata tutta la nuova prima linea anche per la Tarvisio, a parte Alberto De Marchi che ha dovuto rimanere in campo, o meglio rientrare dopo un cambio temporaneo. Lancio che ancora una volta non premia l'organizzazione della rimessa laterale veronese. De Marchi all'impatto a sbattere via Nadali, poi mette la palla giù a disposizione. Treviso che può attaccare ancora. Pallone un po' alto, finisce però fuori. Portato fuori Francesco Maren, che era arrivato in sostegno nella fila degli avanti. E vediamo un po' come decideranno di giocare questa rimessa laterale, perché le ultime 4 Verona proprio non è riuscita a dominarle, o per lanci imprecisi oppure per un disaccordo, diciamo così,
tra le postazioni di salto e il lancio. Fase finale della partita, Verona che deve recuperare l'ovale e ora gioca una furba, ovale che rimane a disposizione di Fagioli, Liut che va subito a impattare su Gasparotto, palletto per Mortali che un po' litiga con l'ovale e quindi deve andare all'impatto, riesce comunque a gestirlo, Rivas, buono questo impatto, riesce ad andare al di là, palla per Linda Tvala che incassa la testa e anche lì Linda usa i suoi chili, nuove energie dalla panchina, Fagioli, Nadali prova a disassare la difesa, Verona che sembra aver ritrovato ora brillantezza, palla fuori, buon placcaggio però su Raveggi, tiene la palla viva per Villa, vediamo, ovale ancora Verona che arriva all'altezza del metacampo, Tommas Parolo, vediamo se vanno ad assisterlo i compagni, Fagioli, palla un po' difficile ma Rivas la doma e riesce a metterla a disposizione, Mortali, calcio di sinistro che viene controllato tuttavia dalla Tarvisium con Bordini, Marcaggi che prova ad andare via, sfugge un po' di placcaggi, la palla a disposizione, Frase ora con le squadre che si affrontano a viso aperto, Bordini che sta cercando un po' di trovare la soluzione, pallone poi intercettato e con qualche fortuna è riuscito la Tarvisum a recuperarla e riesce a salvare l'azione, la Tarvisum viene bloccato proprio all'ultimo momento e ce la fa ad uscire Verona dalla difficoltà. Si lamentavano un po' i giocatori della Tarvisum per un placcaggio forse alto, ma l'arbitro ha giudicato che l'intervento è stato sulla palla. È stata un'azione tambureggiante da una parte e dall'altra, Verona che aveva aperto l'ovale al largo in più fasi e più momenti. Poi però era stata brava Tarvisum a recuperare l'ovale, poi ha giocato un calcetto un po' fortunato al rimpallo, grande fuga e poi salvezza alla fine, lancio purtroppo ancora qui impreciso le due squadre nella fase fondamentale di conquista del lancio e rimessa laterale e naturalmente Verona, visto come sono andate le ultime touche, dice giochiamo una mischia ordinata, l'ultima si era conclusa con un calcio di punizione per Verona, Verona quindi preferisce trasformare la rimessa laterale in mischia ordinata. C'è un colloquio tra il giudice di linea e l'arbitro. Un momento forse ravvisato, come dire, ancora un po' strana, il giudice di linea da questo lato, un'irregolarità nella situazione precedente. Vediamo questo conciliabolo tra il giudice di linea Gianmatteo Sgura, scusate, e Gianmatteo Sgura e l'arbitro Antonino Nobile. Forse qualcosa relativo all'azione precedente. Stanno forse quasi discutendo l'arbitro e il giudice. E ora c'è forse, quando siamo al 43esimo, vengono chiamati due capitani. Chiaramente con tutte le interruzioni il tempo regolamentare sarà diverso, non abbiamo avuto l'opportunità di calcolare il tempo reale. Vediamo che cosa sta decidendo l'arbitro. E forse una decisione a favore di Verona, da quello che si capisce. Non è proprio chiarissima. Vediamo che stanno discutendo Antonio Giabardo e Filippo Marcaggi con l'arbitro.
e cartellino giallo anche per marcaggio. Devo dire decisione ai più misteriosa, non sapremo darvi purtroppo indicazioni su questa scelta della terna. Fatto sta che negli ultimi minuti la Treviso dovrà fare a meno dell'ala marcaggi. Non abbiamo capito la motivazione, si riprende con un calcio, placcaggio alto forse, dice, aveva visto un placcaggio alto, forse però era sfuggito a tutti, non al giudice di linea che l'ha segnalato all'arbitro Nobile, e quindi si riprende con un calcio di punizione per Verona con Michele Mortali che riporta decisamente l'azione nella metacampo della Tarvisum, e questo è tutto ossigeno per Verona. 16-5 per la formazione scaligera quando siamo ormai nella parte finale del match, e Rivas chiamato ad una rimessa laterale a cercare le mani di Parolo, di Zago, di Uliut, forse di Viero anche. Una buona rimessa. Vediamo che cercano mani del talonatore, cercano questo drive avanzante per avanzare le due squadre. È fallo un po' ingenuo da parte di Lioneri, che è andato al di là, e quindi Verona che può insistere, può giocare ora con l'ausilio del vantaggio, Verona con la tranquillità. Giacomo Ambrogi che prova a sgusciare in mezzo alla difesa, e poi una finta di Fagioli che viene però placcato da Antonio Giabardo, e Verona che può quindi usufruire di un altro calcio di punizione per una irregolarità nel drive. Lioneri che nel tentativo di recuperare l'ovale è entrato lateralmente, dice l'arbitro, e quindi punizione ora avanzata per Verona, che ha l'opportunità di mettere il sigillo a questo match. Insomma, gli ultimi minuti della partita sta giocando con il vantaggio anche di un uomo per il cartellino giallo combinato all'ala Filippo Marcaggi per un placcaggio alto, e quindi ai 5 metri Verona che prova a varcare la linea di meta. Prima dovrà conquistare la rimessa laterale, Nadali schierato come mediano, palla conquistata. Vediamo Verona che prova a impostare questo drive, che però sta subendo in questo momento, quindi ottima difesa della Tarvisum, pallone che però è ancora lì per Verona, quindi deve ricominciare con pazienza, torna il pacchetto. Parolo viene placcato bene, Fagioli un po' assorbito dal punto di incontro, forse potrebbe scegliere anche il lato chiuso, il lato chiuso ci sembrerebbe più sguarnito, poi invece sceglie ancora di andare con Lindvattala che quasi si dimentica la merenda ma poi riesce a ritrovarla. Fagioli scarica dietro per Raveggi, siamo in mezzo proprio alla linea dei 22 metri. Vediamo Villa che viene poi placcato, pallone che viene recuperato, però ancora Verona che può adesso cambiare fronte con Michele Mortali, una finta, Michele Mortali, siamo in mezzo proprio ai 22 metri, Verona che quindi pericolosamente ora può andare in avanti, Parolo prova ad andare avanti, Zago per Liut che riesce ad arrivare di forza, ce la fa Verona a varcare la linea di meta con Enrico Liut, ed è probabilmente la meta che mette fine al match. Verona che va in questa meta a 21 punti in attesa della trasformazione, quando siamo proprio ormai allo scadere della partita, anche se ci sono state veramente moltissime interruzioni, quindi non sappiamo dire esattamente quanto ancora rimanga del tempo residuo, tempo diciamo mai fermato, è arrivato a 48 minuti. E Michele Mortali che ora è chiamato a una trasformazione dall'angolo per arrotondare. E la prima occasione in cui Verona è riuscita a tornare nella metacampo della Tarvisium, dopo che per larga parte della seconda frazione Treviso era riuscita a imporre la propria presenza
e la propria offensiva nella metacampo veronese ha centrato la meta con un'azione che si è mossa dentro i 22 metri fino a trovare lo spunto delle 3 terzelline con il lancio poi per Liut che di forza. Michele Mortali che però non arriva a mettere tra i pali e finisce proprio qui la partita su questa azione. Verona quindi vince 21-5 questo match con la Tarvisum, match che non ha deluso le aspettative, partita vibrante con Verona predominante nel primo tempo, Tarvisum invece in grande crescita nella ripresa, ma il bottino accumulato da Verona alla fine è stato sufficiente. Il secondo tempo è finito in parità, una meta per parte, ma i 16 punti del primo tempo hanno fatto la differenza. Quindi 2 mete per Verona con Liut e Leota, una con Giovanni Giabardo per la Tarvisum e gli altri punti sono tutti di piede per Michele Mortali, 3 calci piazzati e una trasformazione. E siamo arrivati ora anche al man of the match che è stato individuato. Andiamo a vedere il man of the match che la tribuna stampa ha scelto. Vediamo se ci arriva la segnalazione. E viene scelto come man of the match alla fine. Il dualismo era tra Michele Mortali e Isaiah Leota. Il man of the match viene assegnato a Michele Mortali per questa partita che vede Verona superare la Tarvisum per 21-5. E un saluto quindi qui dal Panini Stadium, arrivederci alla prossima partita che sarà il recupero con il Badia. Qui al Panini Stadium un saluto da Davide Adami, Francesco Gambale alla camera e Sara Scossabia alla regia. Arrivederci alla prossima match, alla prossima partita. Grazie di averci seguito. Aspetta che vado a leggere